Si è svolto al comune di Agrigento, su richiesta del Sunia, un incontro con il sindaco della città, dottore Miccichè, l'assessore alle politiche sociali Vullo e il vice sindaco Trupia sulle politiche abitative nel territorio del comune di Agrigento. Erano presenti la segretaria provinciale del Sunia, avvocato Floriana Bruccoleri, il segretario confederale della CGIL, Franco Cancemi. Il confronto si è sviluppato soprattutto sulle problematiche inerenti alla gestione degli alloggi popolari, in particolare la loro gestione, la politica e il sociale. Il Sunia e la CGIL hanno esplicitamente chiesto ai rappresentanti dell'amministrazione comunale l'avvio di un percorso condiviso con tutti gli attori del settore al fine di sopperire a nuovi disagi e bisogni abitativi che emergono nella città di Agrigento. Pertanto per il Sunia è necessario mettere in campo politiche per la salvaguardia della coesione sociale, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Per la prima volta anche ad Agrigento, lo dico con soddisfazione, si inizia a parlare di politiche abitative. Abbiamo avuto un importante incontro come Sunia, CGIL e l'amministrazione comunale con il sindaco, il vice sindaco, l'assessore ai servizi sociali. Che cosa abbiamo chiesto? È da tanto tempo che ad Agrigento non si fanno bandi di alloggi popolari, non c'è una graduatoria, in realtà è tutto fermo e quindi noi abbiamo chiesto con forza che la situazione si smuova, perché molte persone vengono nei nostri uffici, appunto al Sunia, per chiedere di avere un alloggio popolare in quanto non riescono a pagare gli affitti, perché non sono in grado di poter, come dire, appunto mantenere una casa con il loro reddito. Un alloggio popolare garantirebbe loro di avere un tetto su cui vivere. Ecco perché diciamo il nostro obiettivo è quello di per la prima volta anche ad Agrigento di creare una situazione che possa dare delle importanti appunto risposte. Una vertenza nazionale, quella che state portando avanti nella speranza che magari il nuovo governo possa accettare le vostre richieste, è relativamente alla proroga degli sfratti, una lotta in cui il Sunia crede fortemente. Sì. Allora, la crisi economica diciamo che è visibile a tutti e la pandemia lo ha fortemente aggravata. Infatti il governo scorso ha emesso un'importante misura che è appunto il blocco degli sfratti, riconfermato poi nel decreto mille proroghe fino al giugno 2021. Noi come Sunia temiamo, perché è questa diciamo la sensazione che abbiamo, che questa importante misura non venga più riconfermata. Questo che cosa può causare? Può causare un vero e proprio effetto tsunami, cioè molte di queste famiglie che oggi purtroppo non sono in grado di pagare gli affitti a causa degli sfratti non avranno più una casa dove vivere, un tetto dove vivere. Questo è molto grave perché ad Agrigento sono circa un centinaio ed è molto grave perché non c'è la previsione di misure alternative, quindi si potrebbe verificare che loro escono da una casa e vanno a finire in mezzo ad una strada. Quindi ecco perché come Sunia sia a livello territoriale lo chiediamo con forza e ci rivolgiamo a tutte le istituzioni, ma anche il Sunia CGIL nazionale sarà martedì prossimo di fronte a Roma, di fronte al Palazzo di Montecitorio per avviare questa forte protesta. È importante come dire, dare un appoggio a queste famiglie perché realmente devono decidere o pagare gli affitti oppure dare da mangiare alle proprie famiglie. Quindi noi siamo con loro e chiediamo alle istituzioni che come dire, che ci appoggino e che confermano questa importante misura. No come dire, agli sfratti e sì al blocco degli sfratti.